Non è possibile che un geometra giri tranquillamente dentro un reparto, operi e dispensi terapie. A Venezia deve rispondere di lesioni gravissime, quelle che avrebbe provocato ad un neonato che oggi ha 3 anni, ma dopo un parto problematico è rimasto tetraplegico. A Vicenza di esercizio abusivo della professione di truffa, eppure, pur avendo esercitato per 17 anni, 17, a Bassano, fingendosi ginecologo, l'ULSS Pedemontana oggi non era in aula. C'era invece l'ULSS veneziana che in questo processo si è costituita parte civile. Un ginecologo con un diploma da geometra che ha operato 35 anni in regime pubblico e privato, incassando sempre i suoi bonifici, lauti stipendi a Bassano, dove viveva. Non è tanto il risarcimento economico che si deve chiedere, vogliono un po' più di giustizia rispetto a quello che è successo 13 anni fa, quando il procedimento dell'allora morte della ragazza, della signora Dalla Rizza, fu archiviato come un evento casuale. Per quanto ci riguarda, l'Unione Nazionale Consumatori ha chiesto comunque non solo di entrare in questo processo ed essere ammessa come parte civile, ma anche di poter citare come responsabili civili le strutture sanitarie, perché continuiamo noi a dire non è possibile che un geometra si aggiri tranquillamente all'interno di un reparto, tra l'altro con un ruolo di primario, e possa fare quello che ha fatto. Andrea Stampini stamattina non c'era, lui che da mesi continua a presentare certificati medici dandosi per malato. Sarà la giustizia certo ora a stabilire fino a dove è arrivata la sua menzogna, ma 2 cose sono sicure e insindacabili. La prima, che ad oggi non esiste alcun documento che abbia provato il suo curriculum accademico, e la seconda, il dolore di 2 famiglie spezzate. In un ospedale non ci si va per un vezzo, ci si va per necessità e purtroppo qui ci sono state anche delle morti.